Partita complicata, ma è giusto che sia così, in quanto io ritengo Oderzo una squadra costruita bene, una bella squadra, una squadra che ha numeri fisici, numeri tecnici, per cui sapevamo che in questo campo riuscire a imporsi sarebbe stato difficile. È stato così, quindi una partita che rispecchia il duello di questa giornata tra noi e loro. La fatica che abbiamo fatto è proporzionata all'attenzione e all'inerzia con cui ha giocato Oderzo. Noi dovevamo sicuramente essere un po' più attenti, quindi limitare un po' di più le palle perse, qualche rimbalzo difensivo che ci è sfuggito ci avrebbe aiutato nei primi 2 quarti ad avere un po' più di controllo della partita. Merito dell'Oderzo che ci è sempre andato a rimbalzo, quindi ci ha messo sempre molta pressione addosso. Quando abbiamo un po' registrato anche le palle perse, che nei primi 2 quarti erano troppe, siamo riusciti a controllare un po' meglio la partita, abbiamo preso un po' di vantaggio e alla fine ne è venuta fuori una partita battagliata, penso bella anche da vedere. Adesso dobbiamo pensare già alla prossima, che è Bolzano, sarà un'altra sfida importante. Dobbiamo crescere, adesso comincia a essere già la stagione in cui dobbiamo capire che stare bene fisicamente ed essere pronti ad ogni domenica ci aiuterà per la seconda fase. Abbiamo giocato per 3 quarti una buona pallacanestro, i primi 2 quarti purtroppo non avevamo approcciato la partita con la giusta intensità, e questo con squadre come Padova ottimamente allenate purtroppo fanno la differenza, sono dei dettagli che fanno la differenza. Adesso per noi è un ulteriore step di crescita nonostante la sconfitta. Ho detto ai ragazzi che non c'era da guardare i 2 punti, ma a come approcciavamo, a come mettavamo in campo quello che ci stiamo preparando e stiamo portando avanti da 2 mesi a questa parte. I risultati si sono visti, abbiamo giocato una buona partita contro una delle sicuramente pretendenti alla vittoria del campionato e quindi siamo sulla buona strada.